farà un fallo per Bresciani. Lancio lunghissima, ancora Romano sulla palla, c'è Calzadore, Fabio, sempre il giocatore numero 16 Vetrano è entrato all'inizio di questo secondo tempo. E adesso c'è il capitano Gambino, palla sempre per la squadra loredana ed è Tofanello che si appresta a questa rimessa. Bresciani per Zacconello sulla fascia sinistra, va il Zac, lancio del Zac, Gatto sulla palla, ancora per Gambin, adesso c'è un fallo, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore della squadra della Laguna di Venezia. Dal gol sulla palla, vicino dal gol c'è anche Romano. Da Zenabotta e Guarnieri non ha nessun tipo di problema a far suo il pallone, palla per Vetrano sulla fascia sinistra, da Vetrano a Fabio, va Fabio in velocità, va Fabio e viene messo giù, viene anche ammonito il giocatore Ginocchi da parte dell'arbitro Faraon. Ottima questa azione da parte dell'Oreo. Calcio di punizione per la squadra dell'Oreo con Zacconello sulla palla. Sempre il Oreo in 11 uomini, il Laguna di Venezia 10 per l'espulsione del giocatore Scaramal nel primo tempo. Palla dentro, di testa colpisce Zennaro, fallo laterale in favore della squadra del Loreo. Tofanello che si appresta a questa giocata, palla lunga di Tofanello, palla dentro, libera la difesa, niente di fatto con questo rilancio di Zainaghi. Abbiamo il piacere di avere con noi Boscolo Davide, che viene direttamente da Chioggia, è un osservatore. A lui chiediamo un giudizio su questa partita, sul primo tempo e l'inizio del secondo. Ma il primo tempo una buona partita, entrambe le squadre, ho visto tanto gioco in mezzo al campo, però pochi tiri sullo specchio della porta. Il secondo tempo insomma non è male, appena cominciato il secondo tempo vedo un loro... Calcio, adesso c'è un calcio d'angolo in favore dell'Oreo, scusami. Ho visto un Loreo molto che attacca il secondo tempo, speriamo bene dai, sono in 10, speriamo la vittoria. Ringraziamo Boscolo Davide e adesso c'è questo calcio d'angolo in favore della squadra
del Loreo. Palla dentro e Gatto fa su il pallone. Di testa ancora Bresciani, palla per Marangon, rilancio lungo di Marangon, palla per Cazzadore, Vetrano non arriva in tempo e c'è sul pallone il giocatore Zennaro, ancora Vetrano sulla palla, palla indietro per Zacconella, Zacconella che la gioca con i compagni di squadra Turra. Turra per Tofanello, ancora Turra che la gioca con Pavarin. Ancora Tofanello, pallone che termina direttamente in fallo laterale che sta per essere battuto da Visentin, lancio di Visentin, colpo di testa di Dalcol, arriva sul pallone molto bene Turra e resta a terra però Pupin. Hai detto prima sera. Ancora Pupin, gli mette il pallone ancora in fallo laterale Marangon. Palla per Dalcol dentro, adesso c'è ancora la squadra del Venezia, 1-2 rapido con palla dentro, Zacconello sulla palla, però la consegna a Zennaro, palla di Zennaro, grandissima parata di Guarnieri su questa botta di Zennaro. Adesso c'è Visentin che va sulla fascia sinistra, su Visentin arriva Tofanello e gli mette il pallone direttamente in calcio d'angolo che si appresta a battere Dalcol. Dalcol, 6 minuti giocati nel primo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0, parte Dalcol, palla dentro. Tofanello, ancora Tofanello, c'è questo rilancio adesso da parte della squadra loredana, ancora Loreo, lancio di Bresciani per Vetrano, va Vetrano ancora, indietro per Bresciani, 1-2, Cazzadore sulla palla. Tenta il tiro al volo Cazzadore, svirgola il pallone e termina direttamente oltre la linea del fondo. Anche questa era una palla che forse era meglio controllarla prima di calciare. Però un conto è essere seduti e un conto è essere in campo. E sono due cose completamente diverse. Molto bene Pavarini di testa. Palla per Valentini. Da Valentini a Cavagni, va Cavagni in velocità, ancora Cavagni, ottimo però su di lui l'intervento di Pavarin e gli mette il pallone direttamente in fallo laterale. Sempre Cavagni, palla dentro per Dalcol, lancio di Dalcol lungo sulla palla del Tofanello. Su Tofanello arriva Puppi e gli mette il pallone direttamente in fallo laterale. Tofanello, lancio lungo di Tofanello per Poncina, ancora Poncina, va Poncina, Poncina che la gioca con Zacconella, mette giù il pallone Zac e si invola sulla fascia sinistra con questo lancio lungo a cercare
e c'è ancora l'intervento di Gatto che libera la sua difesa. Se ne va adesso molto bene Gavagni dal gol, palla dal gol per Visentin, tiene palla Visentin ma c'è Tofanello che fa buona guardia, Tofanello molto bene, sbaglia però, balla sbaglia però Tofanin, Valentini ancora, Valentini sulla palla, ancora Vetrano, calcio di punizione, fischia l'arbitro. C'è un cambio nelle file della squadra esce Gavagnin, vediamo, esce il numero 9 ed entra il numero 16, esce Puppin ed entra Tenderini, esce Gavagnin ed entra il numero 18 Zanuso. Dai Isaac, Giuda, ancora! Fallo, fischia l'arbitro, calcio di punizione fuori dall'Orea e sulla palla Zaconella per Zainaghi per Tofanello, scusate, cross giusto in area e palla giusta ed è golasso! Grande gol di Cazzadore quando siamo all'11° minuto del secondo tempo. Loreo 1, Laguna di Venezia 0. Golasso del Cazzadore, Dore 1-0. Ancora partiti. E adesso ancora Loreo. Palla per Zanusu. Dal gol sulla palla. Dal gol. Di testa Tofanella. Ancora dal gol. Zanusu. Valentini. Zennaro. Ancora il Poncio. Poncio sulla fascia destra. Va il Poncio, Marangon sulla palla. Marangon ancora, ottimo l'intervento del giovane Marangon, palla ancora per Cazzadore, fischia però l'arbitro, fuori gioco. Grande giocata di Marangon con pallone per Cazzadore che non controlla, però il pallone sarebbe terminato fuori, ma l'arbitro Faraon fischia un fuori gioco. Zanusu indietro per Zennaro, dal gol e si libera immediatamente Bresciani per il Poncio che sbaglia l'appoggio, ancora Marangon per Tofanello, lancio lungo di Tofanello a cercare il Poncio. Adesso c'è questo fallo. Calcio di punizione in favore della squadra loredana, palla veneziana, scusate. Palla per Visentin che la gioca con Dalcol.
ancora Vigenti mette il pallone fuori. 15 minuti nel secondo tempo, il Loreo in vantaggio per 1-0, rete del numero 9 Fabio Cazsadore. Tofanello sulla palla, lancio lungo di Tofanello, Marangon, va Marangon, peccato, il pallone esce di Dion Sofia. Ottima la prova del giovane Marangon, classe 95. Ancora Marangon, Turan sulla palla, adesso c'è Poncia sulla palla, Tofanello, Del Col, ancora Del Col sulla palla, ancora fallo, fischia l'arbitro, viene anche ammonito il giocatore del Laguna. Fallo per la squadra del Loreo. C'è un cambio nelle file del Loreo, esce il numero 8 Bresciani, e al suo posto palla giocata subito da Turra, al suo posto entra il numero 17 Luisa. Poncina sulla palla, ancora indietro per Zaconella, Zaconella indietro per Pavarin, Pavarin ancora per Zainaghi, Zainaghi per Turra, Turra per Tofanello, ottimo Marangon in controllo, palla ancora indietro per Pavarin, di prima Pavarin per Zaconella sulla fascia sinistra, vai Zac, lancio del Zac a cercare Fabio Cazsadore, Cazsadore ancora, ottima la giocata del giovane Marangon con palla che arriva a Poncina, che aveva tutte le possibilità di controllare e tirare, poi ha provato al volo, non gli è andata bene. Gatto sulla palla, ancora Loreo, va Cazsadore per Vetrano, palla laterale in favore della squadra del Loreo. Altro cambio, esce il numero 4 nelle file della squadra del Laguna di Venezia, Gambin, ed entra il numero 17 Parolari. Palla per Parolari, Zaconella Zainaghi, Zainaghi lancio per Tofanello che la gioca con Marangon ancora per Luisa ancora per Marangon, palla dentro di Marangon a cercare il compagno di squadra Cazsadore che commette fallo
fischia l'arbitro Faraon, calcio di punizione in favore della squadra del Laguna di Venezia quando siamo al 20° minuto. 20 minuti del secondo tempo con il Laureo in vantaggio contro la Laguna di Venezia. Tofanello sulla palla, libera. Adesso c'è questo rinvio da parte di Romano. Luise per Zacconella. Wajzak. Palla adesso per la squadra veneziana. Dal Col ancora per Zanusu e ancora sulla fascia destra adesso Venezia. Ancora il giocatore Zennaro. C'è questo rilancio, controlla molto bene Guarnieri, pallone che esce direttamente oltre la linea del fondo e ci sarà questa rimessa da parte di Guarnieri, portierone del Loreo. Guarnieri per la rimessa. Petrano, su il pallone, palla per Poncina, qua il Poncio, ancora Luise, palla ancora per la squadra loredana, Luise, sbaglia questa volta Luise ancora, Luise. Cross di Zacconella con pallone che però gli rimane fra i piedi. Adesso c'è Fabio Cassadore ancora per Zacconella. Cassadore, palla dietro per Pavarin. Pavarin per Guarnieri. Rilancio di Guarnieri. Va il Poncio adesso. E c'è un fallo. È espulso, viene espulso come ultimo uomo il giocatore del Laguna del Venezia. Questa è la decisione presa dall'arbitro Faraon. Calcio di punizione e espulsione diretta. Il Laguna di Venezia in 9 uomini. Viene espulso Romano. E adesso il Loreo ha una grande possibilità di ritornare ai vertici della classifica. 11 contro 9 per la squadra loredana e un calcio di punizione con due giocatori, Cassadore e Zacconella, che possono battere direttamente in porta. Parte Cassadore, fallo di Cassadore. Lancio, chiede il lancio lungo Zanuso, controlla il pallone Zanuso, ancora Zanuso, calcio di punizione, fischia l'arbitro Faraon. Calcio di punizione dal Col sulla palla per battere questo calcio di punizione. Dal Col sulla palla c'è anche Zennaro,
Vediamo chi si incarica di battere questo calcio di punizione. Tutto è pronto per battere questo calcio di punizione. Parte Zennaro, botta di Zennaro e c'è un fuorigioco, fischia l'arbitro, grande parata di Guarnieri, e sulla ribattuta di Guarnieri ha provato a calciare, ma il giocatore della Laguna era in fuori gioco. E si riparte. Vetrano che la gioca con Luisa, ancora Vetrano per Cazzadore, va Cazzadore, palla per Poncina. E il pallone che viene messo in calcio d'angolo da Dal. Grandissima occasione per la squadra loredana, grandissima azione sulla fascia sinistra di Cazzadore che si invola, palla dentro per Poncina, non riesce Poncina a calciare bene come vuole, arriva Gatto, fa su il pallone e dopo Dal lo mette direttamente in calcio d'angolo, sulla battuta Zacco, Puntonella, è lui che abbatte questo calcio d'angolo. Parte Zac, palla dentro, cerca di colpire di interno sinistro il Poncio, ma il pallone termina alto sulla traversa. Rimessa di Gatto. 26 minuti del secondo tempo, sempre con il Loreo in vantaggio per 1-0. Loreo in 11, Laguna Venezia in 9 uomini per 2 espulsioni. Espulso Romano ed espulso Scaramazzi. Palla lunga ancora, a cercare ancora Cazzadore. Fallo. Fischia l'arbitro, calcio di punizione. Lancio lungo di Gatto, di testa Turra, Guarnieri fa su il pallone, lunga Maga, dai! E lancio lunghissimo del portiere dell'Orea, sulla palla Zanuso. Zanuso ancora sulla palla, su di lui Luisa, e c'è adesso questa rimessa da parte della squadra loredana. Zainaghi, Tofanello, Poncina, dal gol sulla palla, Zennaro per il compagno di squadra Parolari, che però si porta il pallone direttamente, il pallone esce in fallo laterale ed è Tofanello che si appresta a giocarla immediatamente. Palla per Luisa, da Luisa con un po' di difficoltà per Zacconella per Poncina Luisa ancora Zacconella, va Zacconella, Vetrano, Poncina, fallo fischiato dall'arbitro Faraon in favore della squadra del Laguna Venezia. Lancio lunghissimo, Turra sulla palla, e c'è un fallo fischiato dall'arbitro Faraon su segnalazione del suo assistente.
Tofanello, lancio lungo di Tofanello, va Fabio, arriva però di testa molto bene ancora una volta Valentini, fa su il pallone e Vetrano per Zacconella, va Zac, botta del Zac da fuori area, ma Gatto fa buona guardia, nessun problema per il portiere. Gatto, rilancia lungo Gatto. Lascia andare. Ed è Tofanello che non cerca nessun problema e mette il pallone direttamente in fallo laterale. 30 minuti del secondo tempo, sempre con il Loreo in vantaggio per 1-0. Gol segnato da Cazzadore all'11° minuto. Botta da fuori di Zennaro. Pallone che viene ribattuto, rimane a terra però il giocatore del Loreo. Calcio di punizione, entra anche il massaggiatore per vedere le condizioni di Luisa, si rialza però, speriamo non sia niente di grave come dico sempre. Si rialza. Vediamo le decisioni che prenderà il mister Augusti, vediamo se il giocatore riesce a continuare. E c'è questo fallo laterale in favore della squadra della Laguna con Zennaro, palla dentro di Zennaro lunga. Ed è ancora Zennaro che la gioca, ottima questa giocata, arriva Zacconella di testa e libera la difesa del Loreo. Palla adesso per Visentini, rilancio di Visentini, palla per Zanuso, va Zanuso, arriva Vetrano, rilancia, palla per Marangon. Marangon però probabilmente anche lui aveva uno strappo. O un crampo, speriamo sia solo un crampo. E vediamo anche che c'è un nuovo cambio nelle file del Loreo. C'è anche Dalcol che aiuta il giovane Marangon che esce e c'è un cambio, esce il numero 10 Luca Marangon tra gli applausi dei tifosi del Loreo e vediamo palla si deve ricominciare, palla ancora per Tofanella per questa rimessa. Palla giocata malamente questa volta da parte dei giocatori. C'è un fallo adesso da parte del numero 8 Valentini che viene anche ammonito.
È uscito Marangon, come dicevo prima, ed è entrato Scarparo, anche lui 95. Calcio di punizione in favore della squadra del Loreo, quando siamo al 35esimo minuto, sempre con il Loreo in vantaggio per una rete a 0. Zacconella sulla palla per battere questo calcio di punizione. Parte Zacconella, palla dentro di Zacconella, Gatto non ha nessuna difficoltà a far su il pallone e si appresta a rilanciare. Rilancio lunghissima, e ancora Dal Col, gli ruba palla però Poncina, e adesso c'è Zainaghi per Scarparo, Scarparo per Toffanello, viene ammonito anche Toffanello, calcio di punizione, ed è Gatto che si appresta a battere questo calcio di punizione. Tutti in attacco i giocatori del Laguna Venezia. Lancio lungo di Gatto e botta da fuori di Zennaro e parata in due tempi di Guarnieri. Cerca di prendere tempo Guarnieri e la gioca subito con Zacconello. Recupera palla però il giocatore. C'è Gatto, cerca il rilancio, ma il pallone termina direttamente fuori. Zacconella sulla palla, lancio di Zacconella, Vetrano sulla palla ancora, Zacconella, palla lunga per Toffanello, non vediamo se riesce, sì, riesce il numero 2, palla per Zainaghi, entra Zainaghi, palla dentro di Zainaghi, colpisce di testa Tenderini e mette il pallone direttamente in calcio d'angolo. Calcio d'angolo con il solito Zacconella che andrà a battere. Zacconella sulla palla, palla dentro di Zacconella, colpisce di testa dal gol, molto bene. Ancora l'intervento di Toffanello per Zacconella, Zacconella sulla fascia sinistra, botta dentro di Zacconella, ancora il Zac, pallone che esce in fallo laterale per la squadra del Loreo. Zacconella, palla lunghissima di Zacconella, non riesce a controllare bene questa volta Zainaghi e il pallone termina direttamente oltre la linea del fondo e ci sarà questa rimessa da parte di Gatto. Lancio lungo, palla per Luise, Zacconella, fallo in favore della squadra loredana. Luise sulla palla, lascia però che sia Zacconella a battere. Fallo laterale, lancio lungo per Zanuso, ancora Laguna di Venezia con Zennaro, palla dietro da parte di Turra per Guarnieri, rilancia Guarnieri, colpisce di testa Luisa, Poncina ancora per Vetrano,
Lancio di Gatto, molto bene Pavarin di testa, mette il pallone direttamente in fallo laterale. Palla lunga per Tenderini, che si porta però direttamente il pallone in fallo di fondo. Ed è Guarnieri. Quarantesima. Fallo, fischia l'arbitro Faraon. E se ne va. Palla per Scarparo. Va Scarparo per Poncina. Sbaglia Scarparo. E va ancora Scarparo. Se ne va però Tenderini molto bene. E c'è Zainaghi sulla palla. Da Zainaghi ancora per Luise. Luise per Tofanello. Ancora Luise. Ottima la giocata tra Luise e Tofanello. Adesso c'è un fallo fischiato dall'arbitro per fallo di Poncina. Valentini mette giù palla per Tenderini, arriva Guarnieri con calma, fa su il pallone e lo gioca immediatamente con Zacconella. Ancora Zacconella per Luise, sulla fascia sinistra per Vetrano. Poncina, ma è lungo il pallone. Fa su il pallone Gatto. Porta il pallone Gatto, porta il pallone e si appresta a questo rilancio lunghissimo a cercare Zanuso di testa. Zanuso di testa, c'è però Zacconella che commette fallo, calcio di punizione a 1 metro dal limite dell'area di rigore. Calcio di punizione in favore della squadra del Laguna. Viene anche ammonito il giocatore del Loreo, si tratta di Zacconella. Viene ammonito Zacconella. E sempre Dal Col e Zennaro sulla palla. Vediamo chi dei due batterà questo calcio di punizione. Basta Dal Col, rotto che va in porta! Ancora vediamo chi parte. Parte Zennaro ed è il gol dell'1-1. Gol dell'1-1 quando siamo al 42esimo minuto. Al 42esimo minuto. Zennaro 1-1. Gran gol di Zennaro. E si riparte. Cinque minuti di recupero, dice l'arbitro Faraon. E ancora Vetrano per Zacconella, perde palla Zacconella e si invola, ma c'è Pavarin che però mette il pallone direttamente in fallo laterale questa volta per la squadra del Laguna.
Zanuso, Vetrano, lancio lungo a cercare Poncina, palla per Visentin, rilancio lungo di Visentin con il pallone che però termina direttamente in fallo laterale. Grossa opportunità per la squadra loredana che in 11 contro 9 aveva la partita in mano fino adesso e si è fatta raggiungere veramente un risultato positivo buttato alle ortiche. C'è a terra il portiere del Laguna Venezia Gatto. Entra anche il massaggiatore per vedere la situazione del suo giocatore. Si rialza però il portiere, nessun problema. Una spruzzata è stata sufficiente, una spruzzata di acqua fresca e tutto si ricomincia con questo rinvio da parte della squadra del Laguna con Gatto che rilancia lunghissima. Adesso da Tura a Scarparo, va Scarparo, va Scarparo. C'è il segnaline che alza. Vediamo cosa succede. E viene espulso il giocatore Fabio Cazadore. Gatto per questa rimessa. Lancio lungo di Gatto. C'è un fallo laterale adesso. Scarparo. Da Luise a Pavarin, da Pavarin a Zaconella, Zaconella ancora per Luise. Ancora lancio lungo adesso di Zennaro con palla che termina direttamente fra i piedi di Guarnieri. Lancio lungo di Guarnieri e arriva ancora a Zennaro. Pavarin che di prima gioca con Zaconella, va a Pavarin, Pavarin che la gioca con Scarparo. E c'è una grande parata da parte del portiere del Laguna Venezia e termina in questo momento la partita qui a Loreo sul risultato di parità fra il Loreo e il Laguna Venezia. Ricordi i marcatori, tutto nel secondo tempo. All'11° minuto Cazadore porta in vantaggio il Loreo, al 42° Zennaro pareggia per la squadra del Laguna di Venezia. Qui dallo stadio comunale di Loreo un saluto particolare a tutti i telespettatori di Prima Free. Ciao a tutti da parte di Gigi Patrian.